stamattina vita boom, hanno picchiato champagne e stelle filanti e stiamo festeggiando un festival di Rio de Janeiro, stiamo festeggiando. Sei diventato zio per la quinta volta, beh. Veramente sono diventato zio per la 15ª volta. Ah, poi per la quinta volta, a ricordati che sono solo figlie mie che portano il cognome Marcantonio. Oh, tu, stamattina, come hai aperto le pappe, bre? Pappe, bre? Ti fa conoscere per stare da voi, tu, è brutto bugiarmi vicino e t'ha Gigi! Facciamo un presto, portami ospitalizzato a Cicchiu! Che sta nascendo creatura! A città qual è il problema? A sviaresse il creatore è sempre venuto all'ospedale. Quando sono arrivati in ospedale, subito lasciamo da un infermiere. Compagni! Vieni a vedere a mugliare che sta partorendo! O infermiere se ne è venuto bello, cacchio. Ha guardato e ha fatto... Ma vostra moglie ha rotto le acque! E qual è il problema? Chiama l'idraulico e fallo il cucciò! Pavi, non ti preoccupa! Ha detto, ma quale idraulico? Qua ci vuole l'ostetrico! E che resta ostetrico, pari? O vedi che le frutto e mare? Ha detto, ho capito il caso. Facciamo così. Voi aspettate qua. A vostra moglie pensiamo a tutto noi. Bravo, chiagnatelo tu. Sanno giusto quanto loro e pensato all'operatore. Ma rimane solo a me a via fuori. E andò cristallo qua di che sta qua. Quanto è bella e buona è venuto Mirka. Ha fatto parte di una moglie. Ma ha fatto un creato. E una papà tale e quale a me. Due cosce e Don Perignon. Quanto è bella e buona. Che non famero Mirka. Ha pigliato a figlia, ma l'ha usato tutto al contrario, ha cominciato a non a pacca, faccio lui. I farò cristallo, ha fatto compagnia, ma che stai facendo con figlia? Quanto è bella e buona stesso creatura, si è drezzato il braccio, perché ha fatto vicino a essa. Coppo tutto in roccia, ha fatto parte di un paccarabù che andava una botta a dormire tutta l'operatore senza anestesia! E ha fatto la scitta, chissà sì che figlia mia! Belle papà! A caricare è belle papà, è bello non si io no, Vabbè, solo come si è comportato nonnilla qua, c'è andato a stare a casa a ischi. Bravo!